Finisce con una vittoria il girone di andata per l'Aragona nel campionato di prima categoria, che sul campo neutro comunale di Porto Empedocle supera per 4-3 l'Alessandria della Rocca. I gol sono stati realizzati per l'Alessandria della Rocca, doppietta di Gambino Alessio e gol di Biondo, mentre per l'Aragona vanno in gol doppietta di Gioacchino Chianetta, Stefano Zammito e Yatta Karim. Con questa vittoria la squadra del presidente Luigi Monreale si laurea campione d'inverno insieme al Niscemi, quota 31 punti. A fine partita sono intervenuti ai microfoni l'allenatore Maurizio Ortugno e il presidente dell'Aragona Luigi Monreale, che augura alla città buone feste. Mister Ortugno, l'Aragona campione d'inverno, ma quanta sofferenza oggi? Tantissima sofferenza, perché sono quelle partite di fine girone d'andata che tu affronti l'ultima, per un motivo o per l'altro magari qualcuno riesce a sconcentrarsi, qualcosa ti gira male, ci può stare un errore, ci può stare il rigore sbagliato, però tutto fa conseguenze, quindi sono quelle partite che fortunatamente alla fine sei riuscita a vincerla, perché il secondo tempo hai avuto una reazione, ma è stata difficilissima e questo purtroppo capita. Adesso ci sarà la sosta, quindi l'Aragona ricaricherà le batterie. Ha già in programma il lavoro per questi giorni? Sì, noi abbiamo bisogno innanzitutto di riposarci 2 o 3 giorni, ricaricare soprattutto la mente, rasserenarci un pochettino e poi lavoreremo in campo per prepararci il girone di ritorno. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti quanti, a tutti quelli che tengono all'Aragona. Noi abbiamo bisogno soltanto per adesso di riposarci un po' mentalmente, perché abbiamo fatto una lunga cavalcata da metà ottobre praticamente ad oggi. Finiamo primi, che è un bel traguardo, ma purtroppo vincere a gennaio non conta. Presidente, buonasera. L'Aragona finisce il girone d'andata da capolista. Sì, l'Aragona si laurea campione d'inverno, seppur in condominio con l'altra capolista che è il Niscemi. Di questo siamo veramente tanto felici, perché è stato un girone di andata molto tirato e molto sofferto, devo dire. Però anche oggi la partita non si era messa bene, perché siamo passati in svantaggio per ben 2 volte. I ragazzi poi nella seconda frazione di gioco sono entrati in campo molto più determinati e lì poi non c'è stata più partita. Quindi niente, adesso ci godiamo questa pausa, perché abbiamo bisogno di riposarci, di ricaricare le pile e poi ci prepareremo per affrontare il giorno del ritorno, che sarà parecchio duro. Presidente, un ringraziamento particolare. Ma intanto io voglio ringraziare a nome della società SD Aragona il sindaco di Porto Empedocle, il dottor Martello, per l'ospitalità che ci ha dato. Ringrazio anche il presidente dell'Empedoglina, il signor Termini, che è stato molto disponibile nel concederci oggi il collura di Porto Empedocle, e poi anche il signor Miliziano, che ha curato un po' tutta la parte relativa agli spogliatoi e al magazzino lì allo stadio, e di questo le ringrazio tanto. Presidente, per ultimo un ringraziamento a tutti i sportivi aragonesi. Sì, approfitto anche di questa occasione per augurare a tutti i tifosi e a tutti gli sportivi aragonesi un sereno Natale. L'Aragona Calcio c'è, noi ci siamo, non molleremo di 1 millimetro, perché faremo il possibile per traguardare gli obiettivi che ci siamo prefissati.